Mister, è finita questa partita, si chiude questa parentesi della Coppa Italia, però resta la buona prestazione della sua squadra che è riuscita comunque a dare filo da torcere al Montorio. Le dico addirittura che questa è la prima volta che il Montorio batte il Villafranca. Grazie per avermi detto questo. No, dispiace, c'è rammarico perché secondo me abbiamo fatto una prestazione importante contro una squadra ordinata. Abbiamo proposto delle cose positive dove non abbiamo nel primo tempo secondo me potevamo essere in vantaggio, ma nel secondo però scusa l'espulsione la partita è un po' stata condizionata, però anche lì non abbiamo sofferto tantissimo, dispiace per i ragazzi perché secondo me sono stati bravi e hanno interpretato la gara con coraggio, con propositività e hanno fatto una gara importante. Il gioco della sua squadra è stato palla a terra, si è cercato di allargare il gioco, nonostante la difficoltà del terreno così bagnato, sembra quasi una maledizione che ogni volta che c'è una partita di Coppa ci sia tutta quest'acqua. Però i ragazzi si sono mossi bene, ci sono state anche delle individualità che hanno reso particolarmente difficile la gara per il Montorio, con la dinamicità, con la corsa, con la grinta. Non si può lamentare di questo atteggiamento della sua squadra, se ne riparlerà per il campionato per riuscire a ottenere altro. No, infatti sono contento perché vedo se siamo usciti ai rigori e dispiaciuto anche per Alessandro che aveva fatto una buona gara, però non va a influenzare la sua gara che ha fatto, e come diceva lei, giocare così su un campo così come abbiamo fatto noi stasera mi rende orgoglioso dei ragazzi proprio in maniera incredibile. Questa è la sua prima esperienza con il Villafranca, come si è trovato all'interno di questa società? No, per adesso mi trovo benissimo perché siamo uno staff dove lavoriamo bene e i ragazzi sono molto bravi, si applicano molto bene, anche la società non ci fa mancare niente, quindi adesso sono molto molto contento, anzi. Allora ne riparleremo per lo scontro, l'incontro, anzi meglio dire così, per l'incontro che ci sarà in campionato. Esatto, speriamo di avere un altro risultato. Ecco. In bocca al lupo e complimenti. Grazie anche a lei.